Sarebbe anche ora di cambiare aria a Vicenza e in Veneto. Il 2019 finora è stato un anno da dimenticare per la qualità di ciò che respiriamo in quasi tutta la regione, come a Vicenza. Gli assessori all'ambiente dei comuni capoluogo del Veneto stanno lavorando per arrivare a elaborare un protocollo aria che dal prossimo autunno uniformi le ordinanze antismog su un territorio sempre più ampio. Noi partiamo dall'esperienza che ci troviamo appunto ad avere dei comuni limitrofi che adottano provvedimenti diversi. Questo crea un grosso disagio ai cittadini che, spostandosi da un comune all'altro, ovviamente si trovano ad avere provvedimenti diversi e conseguentemente anche sanzioni diverse magari. E intanto partiamo dai comuni che fanno parte del TTZ, cioè degli agglomerati appunto di cui i capoluoghi sono diciamo così, il comune principale. Certamente facendo questo passo poi gli altri potranno aderire in maniera volontaria e conseguentemente averne tutto. Non sarà quindi facile estendere i provvedimenti in tutti i comuni, anche quelli piccoli e lontani dal capoluogo. Nei centri maggiori gli assessorati puntano a coinvolgere anche le attività commerciali in buone pratiche antismog. Troppo spesso d'inverno si vedono negozi con le porte aperte e il riscaldamento al massimo. Allo studio la proposta di un concorso di idee per negozi virtuosi.